Buonasera da Giuliana Bortolozzo per le notizie. La Sicilia merita di valorizzare le sue ricchezze e non di fare i soldi con gli immigrati clandestini. Vadano a casa di Alfano se vogliono fare i soldi con gli immigrati. È il segretario federale della Lega Nord, Matteo Salvini, ad averlo oggi dichiarato dal palco di Villa Abate durante il comizio a sostegno del candidato sindaco Paolo Corrao. Salvini ha poi spiegato: mi accusano di essere razzista, io penso che dire che per le case popolari, i posti di lavoro, i contributi vengono prima agli italiani non sia razzismo, se li ospitino a casa loro, se non si sentono razzisti. Matteo Salvini ha inoltre commentato le contestazioni che ieri sera a Marsala hanno impedito lo svolgimento del suo comizio. A Marsala c'erano 10 scemi che invece di usare le idee hanno usato pugni e calci, ma questi sono poveretti, ha concluso il segretario federale della Lega Nord, Matteo Salvini. Da Salvini a Calderoli: ma quali quote di accoglienza e quali passi da gigante? Non condivido niente di quanto affermato dalla Mogherini. Oggi a Bruxelles hanno solo perso tempo, non hanno detto o fatto nulla sui clandestini già presenti, nulla sui respingimenti, nulla di concreto sui criminali che sfruttano i disperati mandandoli a morire in mare. Oggi hanno solo istigato l'invasione e nuovi viaggi della morte verso le nostre coste. È netto il giudizio del senatore leghista Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato, in merito all'agenda sulle migrazioni adottata oggi dalla Commissione europea e annunciata dall'alto rappresentante degli affari esteri europei Federica Mogherini. Hanno parlato di quote di accoglienza dei prossimi possibili profughi, ma a tutte le migliaia di clandestini, chiamiamoli con il loro nome, già alloggiati a nostre spese in hotel, e a tutte le centinaia di migliaia di clandestini pronti a sbarcare in Italia non hanno pensato, ha sottolineato il senatore leghista Calderoli. Sappiamo che solo un numero ristretto avrà veramente diritto allo status di rifugiato e gli altri ancora a nostre spese. Ha ragione invece il ministro dell'interno britannico Theresa May, che alla Mogherini lo ha detto ben chiaro: senza i rimpatri forzati si rischia di aggravare la situazione nel Mediterraneo. E invece di parlare di quote per profughi, ha proseguito Calderoli, bene ha detto Matteo Salvini nel proporre di utilizzare la Tunisia e il Marocco per impedire le partenze. Renzi e Alfano, aprite le orecchie, dobbiamo difendere i nostri confini dall'invasione, ha concluso il senatore leghista Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato. Difesa Camera: primo sia la legge quadro che stabilisce norme e criteri generali della partecipazione dell'Italia alle missioni militari internazionali. Il provvedimento è stato approvato oggi con 321 sì, 65 astensioni e nessun voto contrario. Ora passa in seconda lettura al Senato. Passiamo alla cronaca Milano. Le indagini sulla morte di Domenico Mauro Antonio, lo studente di Padova trovato senza vita a Milano dopo un volo da una finestra dell'Hotel Leonardo, al momento portano a ritenere impossibile una caduta accidentale. È questa la conclusione trapelata negli ambienti giudiziari milanesi, anche in seguito ai primi esiti dell'autopsia e allo studio delle caratteristiche della finestra da cui il giovane è precipitato. L'altezza dal pavimento al davanzale è di circa 1,10 m. È stato sgomberato oggi dalle forze dell'ordine l'ex asilo comunale di Via Manzoni a Trento, occupato da un collettivo anarchico dal 21 marzo scorso. Ci sono stati anche momenti di tensione in via Torre Verde, dove una ventina di manifestanti hanno cercato di forzare il blocco della polizia e messo di traverso alcuni cassonetti per poi spostarli alla facoltà di sociologia per un presidio. Fortunatamente non si registrano feriti. Dall'estero, Libia: il governo e l'esercito libici di Tobruk hanno ribadito oggi il monito a non toccare la sovranità dello Stato, chiedendo a tutte le imbarcazioni di non entrare nelle acque territoriali libiche, se non dopo un coordinamento con gli organi competenti. In caso di violazione, il governo provvisorio, riconosciuto internazionalmente, reagirà con bombardamenti come quelli contro il cargo turco. Infine, in un'altra nota, le forze armate libiche hanno avvertito che non esiteranno a proteggere le proprie acque territoriali. Israele si è detto deluso oggi per la decisione del Vaticano di riconoscere lo Stato di Palestina. Il portavoce del Ministero degli Esteri a confermarlo, precisando che tale decisione non contribuisce a portare i palestinesi al tavolo delle trattative. Stamane il Vaticano ha infatti diffuso un annuncio su un'intesa sul testo e una prossima firma di un accordo globale fra Palestina e Santa Sede al termine di una riunione plenaria della Commissione bilaterale. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a risentirci.